I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con un nuovo video delle base review. So che siete molto ansiosi di vedere il prossimo Road to Primi in Italia. Purtroppo sono ancora fermo alle 4500 coppe, dato che ho avuto degli imprevisti e non sono riuscito a giocare. Comunque domani esce il vlog e lunedì cerco di farvi uscire il prossimo Road to Primi in Italia. Per chi non conoscesse questa serie, praticamente a ogni 1000 like ricevuti in questo video qua, nel prossimo video farò una recensione. Nel senso che tipo nel video precedente di base review abbiamo fatto 6000 like e oggi faremo 6 recensioni. Ragazzi, il primo giocatore che andremo a recensire è quello del villaggio di Roby del clan Wanya. Allora, vediamo che se è un Town Hall 9 messo abbastanza bene, non sei messo male. Allora, molto bravo, hai già Yako X livello 3, perciò ti difendi bene anche in Clan War. Allora, vedo che ti stai facendo questa difesa qua, che è l'ultima, la difesa aerea. E poi ti rimangono le torrette dell'arciere e praticamente sei quasi maxato e non hai nient'altro. Aia, vedo che hai eroi abbastanza bassi. Comunque io ti consiglio di portarteli almeno al 15 prima di passare al Town Hall livello 10, perché con un Town Hall livello 10 appena passi sarà molto dura. Poi man mano con il tempo riprendi. Comunque vedo che gli estrattori e le miniere d'oro abbastanza basse. Allora io ti consiglio, appena finisce questo evento della unica gemma per boostare i cosi, gli estrattori e le miniere, fatele a livello successivo, tipo questo qua all'8 veramente molto basso, fatele almeno al 9 o al 10. Comunque amico, per quanto riguarda i muri, io ti consiglio di farteli almeno all'8. Dopo che ce li avrai all'8 potrei passare benissimo a Town Hall livello 10. Io i muri livello 9 e quelli 10 li sto facendo ora con il Town Hall livello 10. Secondo villaggio che andremo a recensire è quello di Aldi Piccione, che è del clan Orm. Allora, vedo che sei un Town Hall livello 8. Purtroppo hai un villaggio non fortissimo, ma comunque vedo che sei in miglioramento. Non hai i cosi là, i muratori che stanno dormendo. Allora, che difese fare? Io ti consiglio subito di portarti su i mortai, che sono veramente molto belli livello 6. E soprattutto con un colpo di mortaio distruggono gli arcieri avversari di livello 5. Per il resto, sì amico, io ti consiglio di farti prima le difese che fanno raggio d'azione come i mortai e la torretta dello stregone. Successivamente hai le difese aeree, praticamente in Clan War ti attaccheranno quasi esclusivamente con i draghi o con le Go Whippy. Perciò mortai e cose qua, la difesa aerea sono veramente fondamentali. Terzo villaggio che andremo a recensire è quello del giocatore Vitland del clan Dragon Christian. Allora, vediamo che questo qua è già messo molto meglio rispetto agli altri. Allora, ti stai facendo già persino i muretti al 9 con Town Hall al 9. Allora, vedo che gli eroi messi abbastanza bene, la regina al 12, il re al 15. Ti stai facendo il volo al 9, praticamente sei totalmente maxato. Allora, penso che sì, sei in farming. Suppongo che vorrai farti prima tutti i muretti al 9 e dopo passarti al Town Hall. Guarda, dal mio punto di vista potresti tenerti anche i muri all'8. Io ho avuto tutto il tempo per farli a livello 9 quando avevo il Town Hall livello 10. Ma se ti piacciono, cioè se ti piace farli al 9 quando hai municipio 9, vabbè, uguale. Vediamo cosa usi per attaccare. Allora, 16 giganti, 12 maghi, 20 barbari, 20 goblin, 36 arcieri e 8 spaccamuro. Guarda, la quantità di giganti è giusta, non so, i maghi forse sono un po' sprecati in farming. Vedo che ti porti anche una grande varietà di pozioni quando attacchi. Suppongo che non sei un giocatore che sfonda solamente l'esterno, ma fa direttamente 2 stelle e va dentro. Penetration. Quarto villaggio che andremo a recensire è stato distrutto. Allora, il giocatore è Angelo del clan... non so se posso pronunciarlo. Comunque, vediamo quello che posso recensire. Allora, sei in farming a oro 2 e non riesco neanche a vedere cos'hai. Ti hanno distrutto. Oh mio Dio. Perciò forse la difesa non è il massimo, anche se avevi Town Hall fuori il tuo avversario ha tentato e c'è riuscito purtroppo. Quinto villaggio che andremo a recensire è quello di Gaetano del clan Aquiliferware. Vedo che sei un Town Hall 9 veramente fatto da pochissimo, dato che c'hai persino questi muretti qua veramente bruttissimi al 5. Allora amico, io quando mi sono fatto il Town Hall livello 9 ho fatto veramente una nerdata assurda, mi sono fatto subito gli Arco X, suppongo che questi qua siano Arco X, bravo, te li stai facendo. Per il resto
la lega è giusta, purtroppo sei stato sfortunato che hanno sfondato. Comunque non sono stati molto bravi, non ti hanno preso le risi in nero, che è qua totalmente intatto. Perciò la difesa è buona, comunque puoi migliorare mettendo dopo, appena finiscono metti dentro gli HX e dopo riesci a difenderli benissimo dal 101. Ultimo villaggio che andremo a recensire è quello di Derrick Rose, che praticamente è uguale a uno dei villaggi che ho recensito prima. Perciò dico al giocatore quello di prima di farsi, cioè la difesa è uguale, però migliorarsi le difese esattamente come questo giocatore qua. Perciò a te Derrick non ho proprio quasi niente da dire, perché sei messo veramente a un buon punto. Forse Rebarbaro potresti portarlo anche al 10 e poi ti porti benissimo su il Town Hall livello 9 senza problemi. Per quanto riguarda i muri, sei messo molto bene con i muri al 7. Se vuoi potresti farteli benissimo all'8. Peccato che i muri si possono fare con le risi solamente dall'8 al 9 in poi. O era dal 9 al 10? No, boh, non mi ricordo ora. Per tutto il resto sei messo molto bene. Fatti l'ultima difesa aerea che è questa qua, e poi in Clan War non ti faranno più 3 stelle con i draghi. Ok ragazzi, questo era il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. So che volete la Road to Primi in Italia. La sto facendo, praticamente ragazzi, io ogni tanto quando mi attaccano mi fanno 23 meno in 23 in difesa e io mi arrabbio in una maniera assurda. Perciò cerco di alternare un po' i video e lunedì cerco di portarvi il Road to Primi in Italia. Domani che è domenica faccio i vlog, perciò sotto qua nei commenti bombardatemi di domande. Questo era tutto e noi ci vediamo al prossimo video.